Una rosa posata su ciascuna delle pietre d'inciampo di Vicenza, dedicata a chi perse la vita nei campi di concentramento. Giorno della memoria che ha voluto rendere omaggio e onorare tutte le vittime della persecuzione politica, della discriminazione razziale e della deportazione, che culminarono con lo sterminio del popolo ebraico nei lager nazisti, con la morte di migliaia di prigionieri. Cerimonia partita da Piazza Matteotti, vicino alla lapide, in ricordo di un gruppo di ebrei deportati ad Auschwitz il 30 gennaio 1944. Una giornata in cui, in un clima di tensioni internazionali, si inserisce anche il contesto vicentino alla luce dei recenti scontri per le manifestazioni anti-Israele della scorsa settimana. È chiaro che per noi aveva un significato particolare oggi, in un tempo in cui comunque ci sono rigurgiti antisemiti molto forti, non soltanto in Italia ma in tutta Europa e in tutto l'Occidente, e poi a Vicenza dopo quello che è successo la settimana scorsa, anche se è importante sempre fare la distinzione tra la religione ebraica e Israele, nel senso che lì si parla dello Stato di Israele, in questo caso si parla di quello che è avvenuto a il genocidio di un popolo e ad una religione e ad una fede, ma da questo punto di vista a Vicenza, alla luce delle violenze che sono successe la settimana scorsa, era ancora più forte e più importante ribadire questo messaggio. Presenti cittadini e autorità. Il prefetto Salvatore Caccamo che ha voluto ribadire la necessità che gli intenti collettivi convergano nel rispetto della dignità umana. E lunedì, nell'ambito delle giornate per tenere vivo il ricordo, nell'aula magna del liceo Pigafetta saranno consegnate le medaglie d'onore ai familiari dei 10 cittadini vicentini insigniti, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.